Buonasera e bentrovati a Corner, buon anno, ben ritrovati nel 2026. Ripartiamo da dove ci eravamo fermati, nel senso che siamo qui a seguire quelle che sono le vicende del Catania. Un Catania che però in avvio di stagione, di nuovo anno solare, ha ripetuto e ha riproposto quelli che sono le difficoltà in trasferta. Ne parleremo stasera e lo farò come sempre con Alessandro Baiasindi. Buonasera, bentrovati. Angelo Patanè. Buonasera, buon anno a tutti quanti. E ben rientrato dalla trasferta, così come anche il nostro Carlo Breve. Buonasera Angelo, buonasera a tutti. E grazie per essere con noi anche al nostro ormai Max Velotto. Grazie a voi, buonasera a tutti e ti rinnovo gli auguri ai telespettatori. Andrei dall'altra parte dello studio dove c'è Giulia. Buonasera Angelo, buonasera allo studio e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Benvenuti a una nuova puntata di Corner, la prima del 2026 e vi ricordo il numero per poter interagire con noi è 342 771 2855. Elegantissima Giulia. Elegantissima. Bene, allora noi non perdiamo però le buone abitudini. Per cominciare. Possiamo dare un live sui tre posticipi in corso. Ci sono 3 gare del girone C che si disputano stasera in posticipo. Al momento 3-0-0 tra Altamura e Casertana, Cosenza Monopoli e soprattutto Benevento Crotone. E allora fra poco vedremo altri aggiornamenti, ma nel frattempo ci rivediamo la partita di ieri in questo, nella copertina con il montaggio di Fabrizio Rizzo. Tutto è pronto in un silenzio che ovviamente racconta 400 presenze al massimo. Provare a ripartire stavolta con una lancio per Jimenez, il controllo con il destro di Jimenez, la serpentina di Jimenez l'ha girata sui guantoni di Perucchini che la controllava sul primo palo. Nel frattempo parte D'Ausilio. Lo scatto di D'Ausilio all'interno dell'area di rigore, il controllo col destro, la sterzata e poi la battuta col piattone di sinistro di Jimenez, la palla che si perde fuori. Marca adesso la linea mediana del campo, possibilità per D'Ausilio di andare alla rincorsa così come ha fatto nei primi minuti di questa partita. D'Ausilio carica il destro ma lo carica a salve. Possibilità per il Foggia, sbandamento del Catania, salvataggio sulla linea di porta con Pieraccini. Catania con Casasola invece, solito giocata e cosa ha sbagliato? Di testa incredibile di Gennaro, cosa si è mangiato? Attenzione perché l'amico potrebbe caricare il destro salto con un sombrero 2 avversari e poi che gol, quello di Bevilacqua, gol da antologia per il ragazzo di marca atalantina. Palermo under 19 ha una ragione in più per poter svettare più in alto di tutti, ma che giocata! Jimenez, il movimento per Rolfini salta il portiere, può girarla, incredibile, salvataggio sulla linea di Perucchini, poi il tiro, l'autogol del Catania, il pallone che arriva in fondo al sacco dopo un autogol rocambolesco, prima Rolfini, poi la pallone che viene a varcare forse integralmente la linea di porta, arriva però col guantone Perucchini, ci arriva ad allontanarlo. Forte, carica il sinistro, carica salve, battuta centrale, Perucchini. Bravo Jimenez a contrastare un duello, limite dell'area di rigore, girate a destro, di Forte, pallone ancora una volta centrale. D'Amico il piattone al centro dell'area di rigore e ancora una volta Nocerino, Jimenez, il controllo di Jimenez, poi la possibilità del controllo sinistro-destro di Pieraccini.
L'arbitro proprio in questo istante manda le due squadre negli spogliatoi. La partita finisce con il risultato di 1-1. Allora, si parlava mentre scorrevano le immagini della copertina. La cosa bella di questa trasmissione è che dovremmo registrare tutto quello che accade durante la visione dei filmati per poi ascoltare live quello che effettivamente sono i pareri tecnici, quelli arbitrali, i dati giornalistici, che racconta una partita dove purtroppo ritorniamo all'1 di notte insieme alla squadra dopo un lunghissimo ritardo dell'aereo che ci ha ricondotti con un grandissimo amaro in bocca, perché questo è quello che lascia la partita di ieri, la sensazione di una... Gol del Crotone ma fuori gioco. Sì. Ha annullato un gol a Gomez sugli sviluppi di un'azione condotta da Perlingeri, uno degli ex della partita. Vabbè, magari adesso rivedranno se c'è qualcosa di irregolare in questo. Sembrava fuori gioco. Sembrava fuori gioco. Noi magari è partito un replay che non c'è stato. La verità è che a noi interessa questa partita e non doveva interessarci, perché se avessimo vinto la gara di ieri, così come se avessimo vinto altre un paio di partite alla portata del Catania, probabilmente ci interesserebbe sì la partita, la gara del Benevento, ma non al punto da esplorare o magari gufare contro una squadra per evitare un sorpasso dove in questo momento del campionato ancora c'è tutto un girone di ritorno da dover andare a disputare, però ogni punto può risultare particolarmente prezioso, ed è questo quello che evidentemente i numeri del Catania dimostrano, cioè una squadra che corre a due velocità. Una velocità interna, dove la porta inviolata della formazione rossazzurra ha condotto la squadra a risultati davvero encomiabili, e una da trasferta che riporta invece il Catania ad una dimensione non da leadership, una settimo-ottavo posto in classifica per quanto riguarda i punti ottenuti in trasferta. Questi sono i numeri di un Catania, e forse l'argomento, Angelo, che dovremmo esplorare un po' con tutti quanti, e magari un'esplorazione anche col pubblico in casa, è il perché, tra l'altro l'ho sottolineato a Toscano, gli stessi uomini alla mia domanda, è un Catania che ha fatto il doppio dei punti in casa rispetto a quelli ottenuti in trasferta, il doppio dei gol in casa rispetto a quelli in trasferta. Toscano mi risponde che però, Angelo, in realtà sono gli stessi uomini. E allora perché? Come mai? Cosa è accaduto? Alla mia domanda ha risposto è un problema di testa. Adesso l'approccio mentale alla gara. Però un Lunetta non si regala a nessuno, cioè io credo che Lunetta sia un giocatore insostituibile per caratteristiche, soprattutto in trasferta, giocatore che riesce a dare la profondità che ieri invece ieri a Foggia non abbiamo visto con continuità. È stato un fraseggio per certi versi bello, ma sempre o per linee orizzontali o per gli scambi sulle fasce. Si specchia troppo. Però avresti un Rolfini in questo momento a qualunque altra squadra? Sì, Rolfini io in questo momento lo schiererei sempre. Perché il giocatore... No, io lo regaleresti? Assolutamente no, però credo che Toscano abbia fatto una considerazione pre-partita, vista l'indisponibilità di Caturano. Si è voluto tenere un cambio a partita in corso. Mi hai tolto l'argomento. Se ci fosse stato Caturano disponibile, avrebbe Rolfini giocato secondo me avrebbe giocato al posto di D'Ausilio. Sì. Secondo me. Secondo me anche. Però ripeto, quindi è un problema anche legato alle indisponibilità del momento. Secondo me sì. Se Rolfini non ha giocato all'inizio, sì, ne sono certo, ha centrato il focus. Lo spieghi, Alessandro? Carlo? Sì? Mi spieghi allora, cioè, tecnicamente come conduci un ragionamento che però... Arriva a questo ragionamento perché se fai giocare Rolfini dall'inizio, non avendo altri attaccanti di riserva, se non stoppa con quelle caratteristiche, attenzione. Allora Angelo, ci fosse stato ieri Lunetta, avrebbe giocato Lunetta, Jimenez, avrebbero giocato
Lunetta, Jimenez è forte. Ormai l'attacco del Catania è questo, così come lo era quando c'era Cicerelli. Cicerelli, Lunetta è forte, perché il Catania insieme a Forte ha bisogno di un altro attaccante con determinate caratteristiche che sappia attaccare alla profondità. Questi due attaccanti hanno il nome di Lunetta e di Rolfini. Gli altri sono dei palleggiatori, giocatori di grande qualità come Jimenez, così come D'Ausilio, così come Stoppa. Diciamo che ieri il Catania ha fatto una mezz'ora veramente di bel calcio, dove si è visto un Catania che ha voluto fare la partita, che ha voluto imporre la legge del più forte, e per mezz'ora si sono visti i veri valori in campo. Non hanno coinciso questi valori con qualche gol che magari ci poteva stare, poche conclusioni nello specchio della porta, sicuramente poca densità dentro la porta, e dopo questa mezz'ora poca cattiveria, poca incisività sicuramente, però un bel Catania nella prima mezz'ora. Possiamo dire che abbiamo visto... Però è una costante, guarda, il Catania molto spesso inizia bene anche in trasferta, però a lungo andare, con il passare dei minuti, poi si va un po' spegnendo, quindi significa che non è un problema. Mezz'ora è tanta però, nel primo tempo non c'eravamo abituati. Mezz'ora è un dato significativo. Non c'è stato in questa mezz'ora il colpo importante di andare a fare gol, di avere la fame, la cattiveria di fare gol. Dopo questa mezz'ora... Non mi hai risposto. Dimmi. Cioè, tu sei un tecnico e hai un dato statistico ormai consolidato, perché dopo un girone d'andata intero ovviamente i numeri, i rendimenti, le circostanze, le situazioni le conosci a menadito. Quindi tu sei il tecnico in questo momento di una squadra, non del Catania, che gioca un certo calcio in casa con determinati risultati, con quegli uomini, con le stesse emergenze. Domenica ne mancavano 2, 4, 5, insomma il cammino del Catania dall'inizio di questa stagione, lo abbiamo più volte sottolineato, a beneficio degli sforzi che fa Toscano, ha avuto sempre delle assenze rilevantissime. Ricordiamoci che noi avevamo un attaccante che era quello che doveva portare la bandiera del fronte offensivo del Catania, che è Caturano, che ha 0 gol. Cioè era un attaccante che in questo momento avrebbe dovuto consegnare alla squadra che lo ha comprato almeno un bottino di 11-12 gol. Questa era sostanzialmente la media, ma non voglio esagerare, 9-10 gol, siamo a quota 0. Quindi i risultati di Toscano hanno del miracoloso in casa, però Toscano ha un'emergenza numerica, tecnica, visibile, e cioè che questa squadra fuori casa non riesce ad esprimere lo stesso calcio. Perché esprimi lo stesso calcio in trasferta nonostante le evidenze che ti conducono altrove? Reputo che può anche darsi che le squadre avversarie abbiano letto invece le mosse del Catania, le conoscono a memoria, e a quel punto nessuna variazione sul tema riesce davvero a incatenare questa squadra. Diciamo che ieri nella prima mezz'ora il Foggia si è consegnato al Catania, proprio aveva un atteggiamento remissivo, ha subito la maggiore tecnica, la maggiore qualità del Catania. È una squadra che ha davvero sicuramente dispensato vittorie. Dopo quel tiro che abbiamo visto di credo D'Amico, si è risvegliato. Il Foggia ha preso coraggio e la partita è andata in pieno equilibrio, cioè non si vedeva più quale fosse la capolista e la squadra che invece navigava in situazioni difficili. Forse è questo che manca al Catania, cioè dimostrare sempre di essere la capolista. 90 minuti e passa di essere la capolista. Probabilmente siamo lì. In parole povere. La sintesi è questa. Consentitemi, sì. Fra poco dobbiamo andare in pubblicità. Volevo invece chiamare in causa Max sul direttore di gara. Tu, proprio all'inizio, nel prepartita, avevi sollevato qualche perplessità su quella che era stata la designazione. Alla fine l'hai confermata anche le perplessità, dando un'insufficienza all'arbitro. Sì, guarda, ne parlavo prima con Angelo, a volte si ricordano le prestazioni negative dei direttori di gara solo se in un episodio l'episodio determina il risultato. Ieri non ha determinato il risultato. Gli episodi ho valutato male, anzi diciamo che gli episodi, quelli dell'FVS, secondo me, poi dopo ne parleremo, sono stati valutati correttamente. Quello che è mancato ieri secondo me è la mancanza di precisione sia tecnica che disciplinare, non per stare dalla parte del Catania, perché voi avete capito che io sono cercato di essere il più coerente possibile, il più equilibrato possibile, però ieri manifesta la volontà da parte dell'arbitro ieri di avere un atteggiamento proprio disequilibrato rispetto nei confronti del Catania piuttosto che anche nelle ammonizioni. Sì, appunto dicevo dal punto di vista
sia tecnico che disciplinare, quindi secondo me la prestazione ieri a me personalmente non ha convinto, io so per certo che non ha convinto nemmeno chi ufficialmente era a vederlo. Ti aiuto Max ad aiutare però Angelo è troppo facile permettetemi, guarda, la questione dell'arbitro, alla designazione ci arriviamo per l'ennesima volta. Chi ha designato questo arbitro doveva essere consapevole che poteva andare in queste difficoltà. perplessità sono state espresse proprio da Max proprio a inizio di diretta. Ma non è la prima volta. Non è la prima volta e ha sottolineato come è una costante, un trend delle ultime partite. Permettetemi di andare da Giulia perché ci sono già tanti messaggi e allora è giusto che si possa dare spazio ai nostri amici da casa. Esatto, iniziamo da Natale 77. Ci risiamo. Mi dispiace essere ripetitivo, ma questa squadra fuori casa manca totalmente di personalità, non ha grinta, si scioglie come neve al sole. Occorre cambiare al più presto approccio alla gara oppure addio ai sogni. Non è stata una bella partita, dopo il gol del Foggia ero amareggiato e aver pareggiato subito è stato però un buon segno per andare avanti. Poi ci scrivono: adesso tifiamo tutti per il Crotone, forza Catania da Gaetano. Buonasera, ancora una volta Toscano sbaglia formazione e sostituzioni. Forte, Rolfini, D'Ausilio e Jimenez dovevano giocare insieme fin dall'inizio. Togliere D'Ausilio dovendo recuperare non si può capire. Giuseppe da Giarre. Poi rimangono 9 trasferte, tra cui Salernitana, Benevento, Monopoli, Crotone ed ora come facciamo con il Catania che soffre in trasferta? Caturano! Pensaci tu. Fermati un attimo, invece Giulia, ci dobbiamo fermare noi adesso perché facciamo un piccolo break, ritorniamo subito dopo in studio per proseguire la discussione sulla designazione dell'arbitro, ma non solo, anche abbiamo tanto da cui parlare, non soltanto la partita, perché c'è tanto mercato, ci sono tante notizie da dare. E i posticipi da seguire. Che ci sono, 0-0 fra Benevento e Crotone, le altre sono sempre 0-0. Tutte 0-0, ci fermiamo, fra pochissimo saremo di nuovo insieme a voi. Allora, siamo di nuovo insieme, ricominciamo Alessandro proprio dalla questione arbitrale e tornerei da Max per chiarire, non la Moviola, per chiarire quelli che erano i tuoi dubbi, le perplessità sulla designazione di quest'arbitro, ma soprattutto il fatto che magari a Salerno, con la partita della Salernitana e la partita del Benevento, vanno invece degli arbitri che sono molto più esperti della categoria. Sì, allora io ieri ho detto una cosa e c'è un denominatore comune nelle ultime designazioni. Sono tutti arbitri al terzo anno, tutti arbitri campani, va bene, tra cui 2 di Nola. Uno era quello di Potenza, ieri era di Nola anche ieri l'arbitro. Mentre a differenza delle designazioni, come possiamo vedere anche in diretta ora, inquadrato proprio di Francesco che è un quinto anno, mentre Ubaldi era a Siracusa, sesto anno, era a Siracusa a fare Siracusa Salernitana. Allora, premesso che l'errore ci può stare, perché ieri ho visto un errore grave a Siracusa, tanto perché noi siamo persone comunque equilibrate e siamo dei professionisti seri, va bene, è stato annullato un gol alla Salernitana per una palla che non è mai uscita dal terreno di gioco, dobbiamo essere obiettivi e oggettivi, quindi l'esperienza ti può dare certe garanzie, ma non ti esclude anche l'errore al momento, quindi però giustamente un arbitro al quinto anno, sesto anno parte con più credenziali rispetto a un terzo anno che ieri, al momento in cui la partita stava salendo un pochettino di tono, l'ho visto subito andare un pochettino in difficoltà e in affanno. Il famoso, ricordo sempre ai telespettatori e a voi studio, quello che dico sempre, le partite si inseguono, si accompagnano, si dominano. Io finora arbitri che hanno dominato le partite non ne ho visti qualcuno accompagnare gli eventi e ne ho visti molti invece inseguire le partite. O subirle. Però inseguirle vuol dire subirle. Però Max, scusami, siamo alla prima giornata di ritorno. Posso capire all'inizio il nuovo designatore vuole vedere la squadra che ha a disposizione, può anche fare degli esperimenti, d'accordo? Ma alla prima giornata di ritorno continuare a fare esperimenti, su quale base si fonda un certo tipo di gestione della squadra arbitrale? È questo che non riusciamo
a cogliere a fondo. Ma guarda, io ti dico soltanto una cosa, l'unica spiegazione che si lega ad un nome accanto ad una partita è dallo stato di forma in cui il designatore vede l'arbitro in quel momento, un po' come dicevo l'altra volta, no? Quando dicevo che l'allenatore, il mister, decide di mettere in campo il giocatore che lo ha visto durante la settimana più in forma. Io ho fatto il designatore non in Serie C, in un'altra categoria, e quindi come decidi in base a quelle che sono le prestazioni che l'arbitro ha offerto. È vero che l'arbitro sicuramente avrà offerto nelle ultime partite delle prestazioni, delle buone / ottime prestazioni, ma non in partite come quelle del girone C, con coefficienti di difficoltà che sicuramente sono molto più alte rispetto a quelle degli altri gironi. Integro la domanda. Tanti anni fa nella Lega Serie A e Serie B, AIA, che gestiva le designazioni di Serie A e Serie B, correggimi se sbaglio, c'erano delle fasce, cioè c'erano delle fasce di arbitri per le partite di cartello, fasce medie e fasce diciamo più basse. Questo è un metodo che, ti interrompo subito, sì. Questo è un metodo che è stato utilizzato quando c'era il sorteggio. Quando c'era il sorteggio furono inserite le fasce, prima fascia, seconda fascia, terza fascia, e di conseguenza venivano catalogate le partite di prima fascia, seconda fascia e terza fascia. Questo metodo negli ultimi 15 anni, 20 anni non viene più utilizzato. Allora io da questo esempio mutuo il discorso per fare un ragionamento. Al di là del sorteggio, dico un designatore, quante partite di cartello ha a giornata nei 3 gironi? Massimo 6? 7, va bene? Ok, mettiamo che siano 6, 2 per girone. Esistono 12 arbitri da ruotare per queste partite di cartello, cioè per quella giornata hai 6 partite di cartello, hai 6 arbitri. Per la giornata successiva non puoi designare quei 6, ne hai altri 6 di pari livello, sì. E così via. Dico, è un criterio su cui si può sviluppare un ragionamento costruttivo oppure io credo che da ora in avanti, poi avremo risposte dalle designazioni. Io credo che più andremo avanti, più le partite diventeranno, diciamo, di un certo livello, come già lo sono, non perché fino adesso le partite non sono state di livello, non perché tutte le partite sono importanti, però più diventeranno delicate con il passare del tempo e più secondo me ci sarà da mettere in campo arbitri di esperienza, perché se no si rischia veramente, se la settimana scorsa o prima di Natale dicevamo che il campionato potrà essere deciso da un'immagine, oggi potrà essere deciso anche da una mancanza di esperienza tale da poter sopperire alla difficoltà della gara. A proposito di immagine, volevo dire che ieri per la prima volta abbiamo rivisto dopo tanto tempo 5 telecamere in campo nella partita della Catania, 5 telecamere, tra l'altro broadcast significa telecamera ad alta definizione. Io reputo che anche questo abbia aiutato il direttore di gara nella review delle situazioni di gioco che gli sono state sottoposte. Ma credo comunque era il piazzamento anche, Angelo, delle telecamere. Erano tutte telecamere con un'ottica diversa rispetto ad alcune telecamerine che spesso si vedono le 2 16 metri, sui campi. 2 camere broadcast. Quelle devono avere per forza una ottica lunga, perché se devi fare 16 metri e devi fare vedere l'area di rigore a distanza non puoi farlo con una telecamera che ne so, un 20x, devi avere almeno una 50x. Allora, tecnicamente, attenzione. Spieghiamo alla gente che ci segue da casa, che magari non conosce i numeri e manco le moltiplicazioni. No, sono delle telecamere che hanno un'ottica più potente, diciamo in maniera semplice. Le camere di ieri erano telecamere che vengono adottate anche nelle partite di Serie B, in qualche partita di Serie A, e quindi un broadcast, una qualità di immagine che permette al direttore di gara e ai suoi assistenti di poter rivedere le stesse azioni da più angolazioni e con una definizione certamente superiore. Adesso ce ne accorgeremo di questo. Posso chiedere a Max, sull'episodio dell'azione del gol del Catania, il pallone calciato da Rolfini che attraversa la linea di porta e poi il portiere lo smanaccia, dalle telecamere che c'erano ieri, dalle immagini che tu hai potuto le possiamo vedere constatare, se volete, ragazzi. Se il pallone avesse varcato interamente la linea di porta, la squadra arbitrale avrebbe avuto, secondo te, l'immagine per poterlo dimostrare o no? Secondo me no. No, perché là deve avere una retroporta. Qua c'è l'azione proprio a cui faccio riferimento. Vedete, c'è questo tocco di Rizzo e poi arriva Perucchini che probabilmente salva
prima che il pallone abbia completamente varcato la linea. Ricordiamo ai telespettatori che deve entrare per la sua interezza all'interno. Ecco, forse questa era l'immagine migliore. Questa è l'immagine migliore, guardate, questa è proprio questa. È la Andiamo più avanti, 16 metri. Però per facilitare il compito al nostro Gaetano Marano, che è in regia, abbiamo una clip che avevamo preparato per la moviola, cioè quello del gol del Catania, la MOV numero 6, ecco la clip numero 6, c'è il fermo immagine. E qui abbiamo il fermo immagine, così magari ti favoriamo in questo senso, Gaetano, e possiamo anticipare un episodio. Eccolo qui, il momento in cui noi abbiamo zoomato e abbiamo fatto vedere che cosa è successo nel momento in cui il portiere... Per usare una proporzione, qua il pallone è dentro per 9 decimi. Cioè nel senso che manca proprio la parte esterna del pallone che sorvola la linea, ma il pallone non entra tutto quanto deve entrare tutto. C'è proprio un pizzico. Sì, ancora che... Però se fosse stato dentro, perché in Serie A viene usata la Goal Line Technology? Cioè che è un sistema fantastico, perché praticamente l'arbitro il pallone viene individuato dentro anche se è dentro di 1 millimetro. Cioè qua per avere la certezza, anche con la 16 metri, un arbitro, se fosse entrata dentro il pallone, ma anche di pochissimo, l'arbitro avrebbe avuto difficoltà a certificare la rete. Non l'avrebbe certificata assolutamente. Perché poi il bianco del pallone con la linea non intermezza con il verde del campo. Quindi... La percezione che si è avuta è che il guardalinea è non alzato, quindi... vedete, questo è il momento in cui il portiere del Foggia tocca il pallone, lo abbiamo fermato ed si vede chiaro che in questo momento il pallone un pezzettino non è entrato. La parte del pallone che appoggia è nella linea interna, sulla parte interna della linea. Sì. La cosa curiosa, Angelo, che quando l'arbitro poi, dopo aver convalidato il gol, comunque va a rivedere l'azione, Rolfini gli chiede: ma allora ho fatto gol io, dallo a me, e l'arbitro ha detto di no. Rolfini proprio quest'anno, allora, ragazzi, tra pali, salvataggi, sfortunatissimo quest'anno. Permettetemi di tornare di nuovo per 2 minuti, ma 2 minuti e poco meno anche, dalla nostra Giulia, per sentire messaggi da casa, per leggere messaggi da casa, dopodiché apriremo ufficialmente la moviola. Uno l'abbiamo già visto come episodio della moviola, ne vedremo altri 6, così siamo pronti e preparati per seguire quello che succede. Giulia. A proposito di questo argomento, scrivono: quello di Rolfini era gol, il portiere l'ha buttata fuori ed era dentro per pochi centimetri. Però abbiamo fatto vedere, non è così. Non è così. Comunque è veramente deprimente vedere gli stati completamente vuoti. Ieri a Foggia sembrava quasi giocare a porte chiuse, forse incide anche questo. La situazione ambientale è una contestazione nei confronti della dirigenza del Foggia, uno stadio che ovviamente è memore di trascorsi importantissimi, e questo fa da contraltare alle stesse vicende che hanno un po' legato il Catania, e invece il pubblico di Catania non ha mai abbandonato questa squadra, questa società e questa maglia. Posso integrare, a proposito di pubblico di Catania, il fatto che sia stato giustamente imposto il divieto di trasferta ai tifosi del Catania dopo i fatti dell'autostrada Casertana-Catania ha inciso pure, perché comunque questa squadra, non sarà stato il caso di Foggia che sarebbe stata vietata, esattamente, sarebbe stata però vietata. In linea ordinaria il Catania, che muove 5, 600, 700 tifosi fuori casa, in contesti in realtà, non dico come Foggia, ma di pubblico non eccessivo, può diventare un fattore. Quindi, visto che il divieto di trasferta praticamente è scaduto ieri, nel senso che da Monopoli la prossima trasferta i tifosi del Catania possono tornare a sostenere il Catania in trasferta, per la prossima volta che si rifletta un attimo prima di fare certi gesti, perché poi vanno a incidere anche sulla possibilità di avere qualcosa in più in trasferta. Mi sembra che la squadra opportuna questa osservazione di Alessandro. Ed è un peccato, perché poi per responsabilità di alcuni abbiamo ovviamente ancora una volta rammaricarci per la penalizzazione di tutti e per la penalizzazione comunque di una tifoseria che nel 90% delle presenze in casa non ha mai, anzi quasi il 100%,
non ha mai creato particolari problemi. Nel frattempo stiamo vedendo Benevento Crotone che ancora... Lo stiamo vedendo soltanto noi, attenzione, questo è giusto che si siamo sappia. un po' distratti, il risultato a casa magari è fermo sullo 0-0. Ma Patanè che cosa sta dicendo? La partita è particolarmente equilibrata, Benevento non ha finora forzato il piede sull'acceleratore, anzi lo è stato di più il Crotone, gli è stato annullato un gol in fuorigioco, un'altra azione è stata bloccata per un passaggio anche in questo caso in posizione irregolare, però il Crotone è tutt'altro che uno Io ci avevo provato a dare la linea a Giulia per un paio di minuti, allora vi dico subito. Aggiornamento delle altre due partite, in entrambi i casi 0-0, sia tra Altamura e Casertana che Cosenza Monopoli. Va benissimo così, ci dobbiamo fermare. Giulia, riprendiamo da te prima di andare alla Moviola. Speriamo. Però prima consentitemi, prima di fare la pubblicità, di ringraziare i nostri telespettatori per il grande successo di pubblico, di ascolti di ieri per la sfida tra il Foggia ed il Catania. Grazie davvero di cuore, è stata per noi è chiaramente motivo di soddisfazione e voi ci siete accanto, ci accompagnate in questa avventura insieme a tutti quanti noi. E possiamo dire un'altra cosa, Angelo, no, ma soltanto una cosa che reputo sia importante, che sarà anche però Angelo, in 10 secondi. La promozione di un evento. Ieri abbiamo festeggiato i 40 anni di Diretta Stadio, una trasmissione che hai condotto anche tu, che per tanti anni, per tutti gli anni ha condotto Angelo Micale. Che già aveva 60 anni quando iniziava la Diretta Stadio, quindi penso un po'. Esatto, ne aveva 60 e quindi ci ha portato a quindi questo, oggi ne ha 100 di anni, Angelo. anche di più. Un anno luce. Esatto, ma la verità è che è la trasmissione sportiva, o meglio la trasmissione dell'emittenza regionale più longeva, reputiamo forse anche d'Italia. Stiamo preparando delle cose. Lo possiamo dire. Sì, però non sveliamo nulla. Intanto quei telespettatori che ci hanno visto ieri sono la terza, la quarta, la quinta generazione di ex bambini, ex ragazzini, oggi padri, purtroppo qualcuno anche nonno, ecco, che continua a seguire questa trasmissione. Patanè, finita la trasmissione. E oggi si avvale la presenza di tutti quanti noi e ora anche di Carlo, che è il mio straordinario compagno di viaggio. Grazie, grazie. Allora ci dobbiamo fermare, fra pochissimo torniamo, restate con noi. Allora, siamo di nuovo in studio, c'è una novità. Gioco della Casertana ad Altamura in chiusura di prima frazione, gol di Heinz. Allora, siamo alla fine del primo tempo, manca una ventina di secondi alla fine della partita tra Benevento e Crotone. Avevo fatto una promessa, riparto dalla nostra Giulia. Benevento ha battuto un calcio di punizione pericolosissimo. Intanto non è successo nulla, poi lo vediamo. Intanto c'è un'ammonizione, un'espulsione. Espulso Sandri, mi sembra, del Crotone. Vedremo questa azione e potrebbe cambiare le sorti della partita. No? Andiamo da Giulia. Un attimo, andiamo da Giulia. Era doppia ammonizione? Sì. Da Carlentini, spero che sarà un Catania che va migliorando perché è una squadra che deve vincere il campionato. Ieri mezz'ora in porta, troppo deludente, ma auguriamo ogni bene. Ok, fuori casa non si va benissimo, ma il vero problema è che siamo poco cinici perché le azioni, soprattutto al primo tempo, ci sono state. Toscano dice che i giocatori devono cambiare mentalità e riempire l'area avversaria, ma credo che l'unico che deve cambiare mentalità è proprio lui. Buonasera, secondo voi con 76 punti ci si arriva alla promozione diretta? Simone Curva. No, quest'anno no. Buonasera allo studio, ieri siamo stati solamente sfortunati e anche il campo non era dei migliori. Forza ragazzi, Michele da Milano. Non capisco il perché Rolfini, che in questo momento mi sembra in forma smagliante, non può giocare dal primo minuto sempre con lo stesso schema. Qualche schemino in più? L'ultimo messaggio. Il Catania sono convinto che a fine campionato pagherà tutti questi punti persi con le ultime in classifica. Grazie Giulia, stiamo discutendo se c'è o no questa espulsione. Non ha chiamato la card, vero il Crotone? No, qua si vede per default, credo, no? L'arbitro, il quarto uomo controlla. Credo che stiano verificando ancora. Allora, per me non è un cartellino giallo. L'ammonizione? Perché non è una gomitata, così come ha creduto l'arbitro. Appoggia il braccio sulla spalla. Stiamo rivedendo cosa è successo, ma non c'è sbracciata, non c'è intensità. Ma Max, non c'è nulla.
Non c'è, è un contrasto di gioco, fai un calcio. Ha maggior ragione che è un secondo giallo. Però confermato forse perché non è stata chiamata la card. Ma perché non è un rosso diretto evidentemente, quindi forse Max aiutaci. Sì, no, è giusto, quello che dice è giusto. Non è rosso diretto e quindi non puoi chiamare la card. Però è il secondo giallo, quindi allora, la puoi rivedere, la puoi richiedere, perché la doppia ammonizione, la puoi richiedere, la verifica del secondo giallo. Okay? Insomma, quindi vedremo... si potevano giocare l'FVS. Certo, questo... La prima sull'ammonizione non si può chiedere però in questo caso sì. Sul secondo giallo che porta all'espulsione puoi chiedere la revisione. Male non è averlo fatto. Finito il primo tempo, nel frattempo lo possiamo dire 0-0, però certo non si mette bene per, no, per niente. Per il Crotone. Allora, adesso facciamo la moviola. Io ho bisogno della moviola con Max. Raddoppio della Casertana ad Altamura, raddoppio di Bentivegna. Quindi nei minuti di recupero ci sono stati 2 gol. Max, cominciamo, e a proposito di decisione di arbitri, dopo una ammonizione per Quaini ad inizio quasi la partita, 8 minuti erano passati. Sì, diciamo che quello che vi ho detto, la mancanza di precisione tecnica e disciplinare nasce proprio da questo primo episodio. Secondo me la genesi di questo errore sta nel fatto che secondo me l'arbitro valuta uno step on foot, secondo me, ma siccome non c'è nemmeno lo step on foot, visto l'inizio della gara, l'intervento può essere catalogato come un fallo di gioco, non un fallo imprudente, cioè punibile con l'ammonizione. Secondo me siamo alla stessa cosa che si ripete, Angelo, continuamente, che gli arbitri sono un pochettino preparati psicologicamente nei confronti di Quaini, cioè nel senso un giocatore che è visto un pochettino con un occhio particolare, non vogliamo utilizzare termini particolari, però diciamo che viene sempre riservato un trattamento troppo meticoloso e non gli viene lasciato che è un osservato speciale, possiamo dire questo tema. Non gli viene concesso nulla, nel mezzo e mezzo si punta più a dare piuttosto che a allora, togliere. Max, so che non ti piacciono i termini forti, ma disposto sfavorevolmente nei confronti di qualcuno, è corretto? Guarda, io ti dico una cosa. Guarda, allora, vi porto un'esperienza velocemente, non voglio far perdere tempo alla trasmissione, però voglio portare un pochettino quella che comprendere la preparazione, l'arte del legale, l'arte del legale. Essere disposti, quello che tu mi hai detto è preparato nei confronti di un giocatore. E allora ti dico, quando si è disposti sfavorevolmente nei confronti di qualcuno, è quello che incide sulla psiche dell'arbitro. Perfetto. E quindi diciamo un giocatore in quella maniera l'arbitro di ieri, visto in una certa l'arbitro di ieri è disposto sfavorevolmente nei confronti di un giocatore come Quaini. C'era un giocatore che si chiamava, lo ricorderete anche voi, c'era un giocatore che si chiamava Farias. Come no? Ecco, perfetto. Lo ricordiamo. Farias era uno abituato a fare simulazioni, lui volava sempre, volava sempre, e un giorno rientro negli spogliatoi alla fine del primo tempo, venne da me perché non gli fischiai un paio di situazioni, lui mi disse a me, disse: te nei confronti miei sei prevenuto. Gli dissi: no, io nei confronti sono preparato, che è diverso. E lo azzittì. Questo che significa? Significa che i giocatori bisogna saperli conoscere, però la capacità, l'esperienza dell'arbitro sta anche nel fatto di sapersi controllare. Non è perché Quaini fa un'entrata di un certo tipo per forza deve essere ammonito. E allora in questo caso l'arbitro, perché condizioni una partita un giocatore, tant'è che lui alla fine del primo tempo il mister l'ha cambiato proprio perché uno come Quaini. E allora Max, mentre tu eri preparato nei confronti di Farias, l'arbitro di ieri non era preparato nei confronti di Quaini, perché gli fischia un fallo. Era preparato male. Quindi, preparato male, diciamo che era prevenuto. Posso essere anche preparato nei confronti, scusami Angelo, io posso essere anche preparato nei confronti di un giocatore, ma la mia preparazione non deve assolutamente condizionare le mie scelte, perché non è che ogni intervento, come quando te vedevi un giocatore che rincorreva, quando un difensore perdeva palla, va bene, un attaccante perdeva palla a favore del difensore, il difensore ripartiva e l'attaccante lo rincorreva, nella testa dell'arbitro già si preparava, dice questo lo gli dà da dietro. E allora che succede? Ti preparavi un evento più grande di quello che poteva succedere, molte volte capitava che un intervento da dietro che non aveva i connotati da rosso, facevi rosso perché nella tua testa ti eri preparato
un qualcosa che poi in realtà non è accaduto, però, ma che Max, nel tuo immaginario te lo stavi preparando. E lo stesso fanno con Quaini. La situazione con strana Quaini, ultimamente entra... è che la preparazione però, ragazzi, sovrasta gli eventi. Abbiamo Cioè, tanti la altri episodi preparazione ancora da vedere. Quaini sovrasta i falli di Quaini. Questo è intollerabile. Allora, questo è il primo episodio. Poi, a proposito del fatto che l'arbitro ha fatto tanti errori, ce n'è un altro adesso che vediamo. Abbiamo voluto mettere questo episodio, la mancata ammonizione ad Oliva, al 16esimo, se non ricordo male, Fallo al 19esimo, molto più grave. Quindi 10 minuti dopo l'ammonizione di Quaini. Allora, questo qua, a prescindere che era stata fatta l'ammonizione di Quaini, perché non è che devi ammonire per compensare una cosa che hai fatto prima, qua oggettivamente questo è un fallo da ammonizione. Cioè, a maggior ragione che l'avevi fatta prima nei confronti, te entri col ginocchio alto all'altezza dei reni, cioè questo qua è ammonizione. Qua, se l'arbitro è coperto con la visuale, deve essere il quarto ufficiale ad invitarlo a fare l'ammonizione. Quando io vi ho parlato che c'è stata mancanza di precisione tecnica e disciplinare, ora non abbiamo selezionato episodi tecnici che non ha fischiato, ma questo qua ti porta a catalogare un arbitro poco preciso disciplinarmente, proprio perché avevi ammonito Quaini per molto meno prima. Questo qua è ammonizione, ma non la devi fare perché è ammonito Quaini, questa la devi fare perché è ammonizione. Stop. Prossimo episodio, siamo all'FVS chiamato dal Catania. Max. Allora, premesso che in questa situazione la revisione dell'arbitro è corretta, ma è corretta perché è molto semplice come lettura. Cioè, premesso che c'è il fallo, il placcaggio da parte del difensore del Foggia è netto, quindi questo sarebbe stato calcio di punizione, e vi dico di più, anche ammonizione, perché un giocatore che salta un difensore e punta all'area di rigore può crossare l'area e creare un'azione di pericolo. Quindi qui manca sia una precisione tecnica, perché manca il calcio di punizione, e sia una mancanza di precisione disciplinare, perché la punizione avrebbe poi indotto l'arbitro a fare l'ammonizione. Quindi qua c'è un doppio errore. Il terzo errore, secondo me, lo fa la panchina del Catania, perché giocarsi una card del genere, io posso capire, giustifico anche chi si occupa di fare la chiamata dalla panchina, perché molto probabilmente, essendo la panchina quella dietro l'assistente numero 1, quindi la più lontana rispetto al punto dove ha avuto il contatto, ci sta che in tempo reale possono aver avuto anche una visuale che poteva averlo indotto in errore, vedendolo cadere in area di rigore. Ricordo ai telespettatori, che è fondamentale, che non si punisce. È vero che si punisce quando il fallo si concretizza e dove si concretizza. Qualcuno oggi mi ha scritto, mi ha detto sì, ma il giocatore del Catania cade in area di rigore, quindi si concretizza in area di rigore. Io ricordo al pubblico, va bene, che sia ben chiaro, che si punisce, ferma qua con l'immagine, si punisce la perpendicolare di dove avviene il contatto. Il contatto si inizia sul collo, finisce sul collo, e voi vedete che il collo di Donnarumma non entra mai in area di rigore. La perpendicolare, Donnarumma secondo me cerca di entrare a tutti i costi in area di rigore per finire di subire il fallo in area di rigore, per cercare il calcio di rigore, ma in realtà il placcaggio, le gambe non vengono mai toccate, il placcaggio è all'altezza del petto collo e il petto collo è sempre fuori dall'area di rigore, la perpendicolare è sempre fuori dall'area di rigore. Questo era calcio di punizione non fischiato e ammonizione nel caso in cui l'avrebbero fischiato. Allora, prossimo episodio, così ce ne abbiamo un altro, che è un fallo su Jimenez, che arriva dopo un'azione in area di rigore, per cui è scattato poi l'FVS del Foggia. Però prima rivediamo che cosa è successo in campo. Il fallo su Jimenez è il stesso errore che ha fatto. Qui stiamo vedendo l'episodio. L'FVS del Foggia. L'FVS, prima ce n'è un altro, però visto che lo stiamo vedendo lo rivediamo, sì. Dai. Allora, questo qua, premesso che qua c'è contatto, in area di rigore si avvengono tre tipi di situazioni: nulla, contatto e fallo. Allora, Celli non fa nulla per impedire al giocatore di andare avanti, lui è nella sua posizione di partenza, il suo piede non va alla ricerca del piede del giocatore del Foggia, è il giocatore del Foggia che si approfitta e cerca il contatto con la gamba del difensore del Catania. Secondo me fa bene l'arbitro a non concedere rigore. Questo è un play on, detto in termini tecnici, cioè quindi è un far proseguire l'azione, perché Celli, se avesse avuto il piede in un'altra posizione e l'avesse allungato
per cercare di impedire all'attaccante del Foggia di andare avanti, allora sarebbe stato rigore tutta la vita. Ma siccome la posizione di Celli è quella e quella rimane, il difensore vedete la posizione di Celli, prende posizione col piede destro e l'attaccante Garofalo cerca il contatto, quindi questo qua non è calcio di rigore perché il difensore, c'è contatto, ma è l'attaccante che cerca il piede di Celli. Quindi cerca di Era simulazione, Max? No, simulazione no, perché la simulazione dal regolamento prevede il non contatto. Okay. Quindi non si ammonisce mai un giocatore per simulazione se c'è comunque un contatto. Allora, andiamo all'episodio quindi precedente, il numero 4. Esattamente. Per vedere questa mancata punizione per il Catania per un fallo su Jimenez. Adesso la vediamo, la moviola numero 4, non so se ce l'abbiamo. Se non ce la dovessimo avere, non la vediamo e andiamo subito al gol. Andiamo alla 6 per... Alla 6 abbiamo visto il gol del Catania. Qualcuno scriveva prima, ecco questo è il 4. Eccolo qui. Fallo su Jimenez. Allora, questa qua è l'azione che segue la fuoriuscita dall'area di rigore dopo l'intervento di Celli in area di rigore. In questo momento qua, secondo me, l'arbitro commette lo stesso errore che ha commesso con Donnarumma. Qua c'è un fallo netto, quindi mancanza di precisione tecnica, e per di più manca il provvedimento disciplinare, perché se non vogliamo riconoscere o ricondurre il fallo ad un fallo imprudente, qua è un'azione di ripartenza, perché questa palla è una palla che velocemente è uscita fuori dall'area di rigore, l'arbitro era già con la testa perché il quarto ufficiale già gli stava dicendo che il Foggia avrebbe chiamato l'FVS, quindi nella sua testa ora l'importante era fermare il gioco per andare all'FVS. Addirittura la palla ora arriva alla difesa e lui poi interrompe il gioco e va a rivedere l'azione del calcio di rigore. Ma questo qua è un fallo netto e per di più da ammonizione. Quindi riconduciamo sempre al discorso di mancanza di precisione tecnica e disciplinare. L'ultimo episodio, così chiudiamo con la se possiamo tornare al volo sul 6, perché scrivevano sul 6 prima se il giocatore del Foggia ha toccato con un braccio il pallone calciato a Rolfini, no, dobbiamo andare però mi pare che sia Rizzo, il giocatore del Foggia, sulla linea di fondo. Adesso lo rivediamo. Se ha deviato con un tocco di braccio punibile. Questo era rigore. Ma lo possiamo rivedere come il modo in cui tocca il pallone questo giocatore del Foggia? Andiamo indietro, se riusciamo, adesso chiediamo qualcosa di complicatissimo guardate qui Gaetano Marano. Ecco un attimino, a me sembra congruo il movimento delle braccia del giocatore del Foggia, cioè in scivolata le braccia le può mettere solo in quel modo. No. Il regolamento prevede che l'unica situazione in cui il braccio non è punibile in scivolata è quando il braccio si trova in maniera perpendicolare al terreno di gioco. Tutte le altre situazioni, quindi era rigore, il braccio è largo, quindi rispetto alla sagoma e aumenta la superficie di impatto, diciamo siamo di fronte ad una situazione di calcio di rigore. Qua siamo al limite però, dai. Allora, l'ultimo episodio, così chiudiamo diciamo la moviola. C'è un altro FVS chiamato dal Foggia. Sì. Allora, c'è questa chiamata che io faccio fatica veramente a capire, cioè anche secondo me già l'ammonizione l'intervento è duro, diciamo che l'intervento per velocità inganna molto, cioè nel senso che ma le gambe sono raccolte, le gambe di Pieraccini sono raccolte. Sì, ma il problema è che Pieraccini secondo me lo prende, ma relativamente non lo prende né con la pianta del piede, il piede è basso, è rivolto verso il terreno di gioco, è più D'Amico che cerca di approfittare di questa situazione. Guardate il piede destro di Pieraccini, perché poi c'è il piede di ritorno che prende il pallone, ok? Sì. Se andiamo avanti un pochettino, vedete il piede è a terra. Il piede è a terra. È D'Amico che va a cercare di speculare dalla situazione. Bravo, lui specula sul tipo di intervento, ma secondo me questo qua, rivedendo le immagini, non sarebbe nemmeno calcio di punizione. Non voglio esagerare. E il Foggia chiede l'espulsione per questa. Dal campo si fischia. Ma l'assurdo è l'FVS e addirittura il mister, anche in conferenza stampa, post partita, si aspettava il rosso. Ci dobbiamo fermare assolutamente, fra poco torniamo e ancora altre notizie, Alessandro. Ma abbiamo tanta roba. Tanta roba, però il tempo è davvero poco. Allora iniziamo con la roba, dai. E cominciamo subito. Sì.
Eccoci, allora siamo di nuovo insieme per riprendere Corner e per vedere una curiosità che ha carpito come sempre il nostro Alessandro. Mettiamo a confronto adesso i gol subiti dal Catania a Potenza e ieri a Foggia. Sì, una clip... ci sono molte similitudini e quindi ci fanno interrogare sul perché fuori casa il Catania commette questi errori di fase difensiva che al Massimino invece non abbiamo mai visto. Guardate queste due situazioni. A destra vedete il gol di Bruschi, il gol dell'1-1 a Potenza, e a sinistra vedete il gol di Bevilacqua. Alessandro mi fa impazzire. No, guarda, mi ha scritto ieri sera un messaggio. Alessandro mi fa impazzire e questo mi fa tornare un po' a Diretta Stadio, quando tantissimi anni fa Alessandro ha iniziato ad essere stabilmente con noi nel corso di Diretta Stadio a raccontare le partite. Ma anche le radiocronache su Radio Telecolor, radiocronache del Catania. Telecolor, che erano incredibili, perché Telecolor... C'erano due dirette, una televisiva e una radiofonica. Erano altri tempi, ragazzi. E però Alessandro, Diretta Stadio, anche se non lo vedete, c'è sempre, perché Alessandro è quello che poi ci dà gli spunti anche nel corso della partita per raccontare questo tipo di episodi, perché lui ha ci messaggiamo in continuazione. Ha un cervello che viaggia ad una velocità parallela a quella degli altri esseri umani. Troppo buono. Allora, abbiamo visto questi episodi. Ora Carlo Breve, in qualità di ex difensore e di allenatore, ci deve scovare le appunto analogie tra queste due situazioni. Ricordavo il gol di Potenza, che è stato anche un bel gol di Bruschi sicuramente. Ci sono delle responsabilità di Celli, che dico è stato ieri tra i migliori in campo tra l'altro, quindi non addossiamogli la colpa, però lì secondo me si difende di reparto in quella situazione e Celli non può uscire scriteriatamente e cercare di andare addosso ad Amico, che era l'uomo che ha ricevuto palla tra l'altro di spalle, quindi sono saliti a scatti, la difesa del Catania è salita proprio a scatti, due sono rimasti dietro, non hanno seguito la salita dei compagni, e sia Pieraccini che credo Casasola, Forte sì, Pieraccini e Forte sono rimasti gli ultimi a salire. Sono rimasti gli ultimi a salire, ma in quel caso anche Di Tacchio, che è andato a colpire la palla di testa, secondo me vede che c'era una voragine e può accompagnare lui il movimento di Bevilacqua e non uscire, anche lui esce in maniera spropositata, ma l'errore grave tatticamente lo fa Celli, che esce centralmente, invece lì proprio il braccetto sinistro non deve uscire centralmente, rimane in zona e copre quella zona, sarebbe intervenuto tranquillamente su Bevilacqua. Carlo, l'errore... Ci sta che ti fai prendere dalla voglia di andare a prendere quella palla, magari ti aspetti che D'Amico potesse calciare in porta, era sui 16-18 metri circa, poteva essere pericoloso. Però Carlo, l'errore grave in realtà, al netto degli episodi, è che il Catania fuori casa non segna. Cioè, l'errore grave che non è quello per cui ieri prendi un gol, tra l'altro un bel gol come fattura, come idea, come impostazione, come studio e anche come esecuzione. Quello di Potenza lo prendi perché anche lì c'è studio, esecuzione, bravura tecnica dell'attaccante. Il problema del Catania è un altro. Il problema del Catania è che fa la metà dei gol che fa in casa, non riesce a realizzare gol e non ha cambi, perché o imposti un sistema di gioco che abbia un po' di più coraggio vista l'emergenza numerica. Intanto, perdonami, c'è un FVS giocato da Floro Flores per un presunto calcio di rigore a favore del Benevento. E adesso lo vedremo. Non mi sembra che ci siano gli estremi del calcio di rigore, comunque Di Francesco però nel frattempo sta andando all'FVS. Sul allora, ragionamento di Angelo, sì, possiamo anche chiamare il primo contributo grafico. Ma dove va l'arbitro? Ah, eccolo là, no, perché l'FVS a Benevento è fuori dallo stadio, praticamente vanno in pulmino e poi tornano in campo. Dico, possiamo vedere con l'aiuto della regia la prima... Dati di Angelo, aggiungerei anche il discorso dei cliché in casa, 0 gol subiti, fuori casa, capisci? Ma se magari in trasferta l'ipotesi di poter subire un gol, seppur di questo tipo di fattura, può anche starci. Posso dirti con i numeri, certo, quello che stai assolutamente e puntualmente evidenziando. Abbiamo fatto questa grafica
che ci rappresenta il rendimento in trasferta del Catania da quando Toscano siede sulla panchina rossonerazzurra. A sinistra vedete il rendimento in trasferta della scorsa stagione tra campionato e playoff, quindi ci sono le 17 gare di campionato, tolte Turris e Taranto, e quella playoff a Pescara, dove ci fu un rendimento in crescendo, perché soprattutto nel gioco di ritorno cambiò marcia in trasferta il Catania, che alla fine della stagione recita 9 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte, 33 gol fatti e 23 gol subiti. Avevamo una media punti di 1,77 a partita in trasferta e una media gol fatti di 1,40. Andiamo sulla stagione in corso. Finora sono state disputate 10 trasferte, 3 vittorie, 5 pareggi, 2 sconfitte, 11 gol fatti, 10 subiti, la media punti è scesa a 1,40 da 1,77, la media gol fatti da 1,40 è scesa a 1,10. Perfetto. Quindi allora, anche questi gol che abbiamo visto del Potenza e del Foggia sarebbero stati facilmente assorbiti da una produzione offensiva in linea col rendimento in trasferta dell'anno scorso. Vediamo cosa dice il direttore di gara sulla review della chiesta al Benevento, dice che non c'è nulla ed era la sensazione che avevamo avuto, però torniamo al ragionamento perché altrimenti restiamo anche con la grafica in modo che tu possa completare il ragionamento. È di carattere generale perché non rappresenta un fatto, un singolo episodio, un gol che ha subito, quello di ieri, quello di Potenza, ma rappresenta un cammino che ormai il Catania ha consolidato in un girone d'andata ed è un cammino che certamente non allinea la squadra a quelle che sono le ambizioni. Ora io non penso che sia soltanto una questione caratteriale, reputo che Toscano abbia tante grane da dover risolvere, le sue tantissime assenze, gli infortuni gravissimi e i reparti fondamentali, però probabilmente reputo che ci possa essere anche uno spunto di coraggio, ci possa essere un piano B di lettura a questa formazione, a questa squadra, perché mi fa senso vedere un Rolfini che durante gli allenamenti è un giocatore fortissimo e durante gli allenamenti mi dicono che è un ragazzo che spacca praticamente anche il corso delle partite e poi lo vedo tatticamente relegato ad un ruolo che è quello di subentrante quando manca o quando deve sostituire un esterno offensivo. Rolfini può anche giocare da centrale, reputo possa giocare anche da seconda punta. È vero, è da sottolineare, torno a dire, abbiamo un attaccante che finora è a quota 0 e avrebbe dovuto fare 10-12 gol e di questo ovviamente è un'assenza di cui dobbiamo tenerne conto, ma è altrettanto vero che se non ce l'hai puoi trovare delle soluzioni per cui Forte, che ha già fatto tantissimo rispetto alle previsioni, ricordiamoci che Forte arriva come riserva di Caturano e quindi perdoni. No, Forte già c'era, Caturano arriva dopo. Ok, però nelle gerarchie poi diciamo nelle suggestioni se arriva Caturano che è il capocannoniere del girone B e arriva dopo aver tra l'altro segnato un gol alla prima di campionato quando viene schierato D'Andrea arrivò a Catania dopo aver fatto 16 gol a Cerignola. Perfetto. Non ha neanche visto la porta non i gol, non ha neanche visto la porta e allora a fronte di questa emergenza se nel gruppo, visto che giocano i migliori e i migliori oggi raccontano che Forte è un giocatore insostituibile ma che lo puoi affiancare magari ad un altro giocatore che in questo momento può darti anche una lettura di gioco e una previsione di gioco diversa, imprevista anche dalle formazioni avversarie che ormai tanto sanno. Tra poco ci schippano con la pubblicità. Mossa per mossa. E allora parliamo dell'episodio, parliamo del gol subito, ma diciamo pure che facciamo troppi pochi gol e a quel punto le soluzioni probabilmente Toscano ce l'ha in casa. Allora, mettiamo la pubblicità e dopo ripartiamo invece da Giulia. Allora, è intensissima la partita a Benevento, per noi andiamo avanti, torniamo da Giulia per vedere intanto il migliore e poi le pagelle, così chiudiamo con la partita di ieri. Eh sì, andiamo a vedere con l'aiuto della nostra regia chi è stato il migliore della partita disputata proprio ieri ed è proprio lui, Caleb Jimenez, con voto 6,5, il commento di Alessandro Vagliasindi.
È sempre sua la giocata in grado di accendere la luce, pur in un pomeriggio denso di ombre. È lesto a deludere la pressione avversaria, ma quando alza la testa nei 16 metri non c'è il movimento adeguato per assecondarne le proposte. Entra comunque in tutte le azioni che scuotono il match. Il tiro dal limite che esce di niente nel primo tempo, l'assist per Rolfini sull'avvio dell'azione del pareggio che lui stesso suggella con il tiro cross da destro deviato da Buttaro. Vabbè, dai. Ok, va bene, ci siamo capiti. Cambia poco. Ci siamo capiti. Ok, adesso andiamo invece sulle pagelle di tutto il campetto per quanto riguarda gli altri giocatori. E vediamo che Dini prende 6 insieme a Pieraccini, Di Gennaro 5 e anche Percelli 5. Casasola 6, Quaini 5, al suo posto Corbari che prende invece 5,5. Di Tacchio 5, entra Stoppa senza voto, Donnarumma anche per lui 5, Jimenez 6,5, D'Ausilio 5,5 rilevato da Rolfini che prende 6,5. Forte 5 e anche 5 per l'allenatore toscano. Allora vorrei sentire prima... Allora, mi manca il prima voto. vorrei sentire Carlo. Okay, mi manca il voto di Casasola ieri 6,5. Ah, 6,5. Okay. Casasola ieri non mi è particolarmente piaciuto. È stato un po' sottotono. Una giornata un po' sottotono. Però l'assist a Di Gennaro Sì. era un assist Vai e gol. con Parlo della prestazione basta spingere, totale, sì. Certo. Magari ci poteva essere qualche minuto di spazio per Raimo ieri, ci poteva stare sicuramente, visto che il ragazzo magari ha accusato un po' le fatiche di tante partite giocate ad alto ritmo. Poi va bene, dai. Su Pieraccini tengo a sottolineare, partita Secondo me ha ottima, fatto un'ottima partita, però anche Celli ha fatto sull'azione una buona del partita. gol del Foggia Sull'azione del gol, ha la colpa di essere sono salito in ritardo e tenere in gioco degli errori Bevilacqua. di reparto lì si marca non più sui riferimenti dentro area, ma si deve marcare anche di reparto, bisogna guardare anche lo spazio, marcare gli avversari che si trovano in quello spazio. Non l'hanno fatto bene ieri in quella situazione, però E poi la difesa del Catania è stata poi non impeccabile voglio in tante altre essere situazioni. noioso, ma io da alcune partite vedo un Di Tacchio non più brillante come Alessandro, nella prima parte della stagione. Quante partite ha fatto? Non lo metto in dubbio. Quante partite Non lo metto in determinanti dubbio. ha Non lo fatto metto in questo dubbio. giocatore? È normale che in un'assenza, con tante assenze nella parte mediale del campo, Di Tacchio È insostituibile deve in questo risentire. momento e ne può risentire. Ora ti do l'assist per insomma, il Catania deve vai. sicuramente Ci arriviamo tra... Ci arriviamo al mercato, però prima... con determinate caratteristiche Prima di arrivare al quella mercato zona di del campo Alessandro. è fondamentale. Allora, le dichiarazioni di Pastore ci dicono che ha buone sensazioni su Jimenez, che mi pare che nelle ultime settimane... Fermati allo stop. Abbiamo verificato oggi, vi riepiloghiamo le puntate precedenti. Anche perché poi dopo le scrivono gli altri senza... No, vabbè. Prima di Potenza Catania, il Catania ha riformulato l'offerta di rinnovo di contratto a Jimenez, migliorandola su quella che è la parte fissa del contratto. Con il giocatore sono iniziate delle interlocuzioni, il giocatore ha manifestato la volontà di proseguire con il Catania. Questo ve lo possiamo confermare in linea con quello che ieri ha dichiarato Pastore. il direttore sportivo Ano Pastore ai microfoni di Diretta Stadio, su domanda appunto di Angelo Patanè. Vi possiamo dire che oggi la differenza tra proposta e richiesta del calciatore è veramente minima. Cioè stiamo parlando di una cifra adesso che lascia immaginare un felice epilogo di questa lunga vicenda. O dall'altra parte. Non è un caso che nelle ultime Siamo settimane... vicini nel senso che l'entourage del giocatore vorrebbe che quello che oggi è previsto alla parte variabile del contratto fosse incluso nella parte fissa. Ma parliamo, ripeto, rispetto al costo complessivo dell'operazione, di qualcosa di facilmente superabile, a mio avviso. Allora, Angelo, visto che stiamo già parlando di mercato... Sì, però non mi hai fatto dire sulle pagine di Alessandro. Sì, certo. Perché c'era un 5... Scatenati. No, non mi scateno. C'era un 5? Torniamo sulla pagella un attimo. Allora, sì. quel 5 a Forte non è un 5 che il giocatore merita per se stesso, ma diventa 5 perché la prestazione è da 5,
perché lo metto nelle condizioni di dover lottare tra 4 difensori. Ci troviamo di fronte, esatto, l'Osimhetto, e allora quel 5 va a specchio col 5 di Toscano, parliamoci molto chiaramente, perché a Forte non puoi chiedere di fare a sportellate per tutte quante le partite, soprattutto di fronte ad una difesa a 4, schierata ovviamente in superiorità rispetto a Forte, con un mediano che andava sempre a stringere o ad anticipare sui palloni alti Forte, e quindi penalizzi il giocatore e gli fai prendere 5. Forte non merita 5 perché il messaggio è arrivato chiaro ai naviganti, non meritava 5 Forte ieri. Non meritava 5 se lo avessero messo nelle condizioni di giocare, di poter giocare. Infatti dopo l'ingresso di Rolfini, cioè Forte ha iniziato a concludere in porta, ne ha tratto giovamento. Chiaro, e poi quel 6,5 di Rolfini è un monito per i naviganti per la prossima partita, ma sicuramente per la prossima trasferta, perché se questo giocatore tutte le volte che entra in campo cambia la veste, cambia il ritmo, salta l'uomo, riesce a mettere la squadra nelle condizioni di andare più facilmente sotto porta, è normale che non puoi tenertelo in panchina aspettando la sostituzione di rito che anche gli allenatori avversari conoscono, e a quel punto riesci ad essere anche un po' più imprevedibile e magari più gollifero. Allora, posso aggiornare al volo i posticipi? Benevento Crotone 0-0. Maita ha sbagliato un rigore in movimento, a Cosenza 0-0 tra Cosenza e Monopoli, la Casertana in vantaggio ad Altamura 2-0. Bene, Giulia, appena un paio di messaggi dove facciamo l'ultima sosta e poi andremo dritti sul mercato e sul prossimo avversario. E per quanto riguarda le pagelle di Alessandro, scrivono: per me il migliore in campo è stato D'Ausilio, e tra l'altro non capisco neanche il motivo per cui è stato sostituito. Poi vorrei fare una considerazione ad Alessandro: il Catania nei minuti finali perché non riesce a sbranare l'area di rigore e non riesce a trovare trame vincenti? Le grandi squadre dovrebbero avere fame soprattutto nel finale. Cara Giulia, ne parlavamo poco fa fuori onda proprio con Carlo Breve, cioè il Catania rispetto al Benevento non ha la capacità a un certo punto di arrembare, cioè di chiudere l'avversaria nella propria metacampo martellandola di azioni, situazioni in grado appunto di far crollare il fortino. La cosa infatti che più ieri mi ha lasciato perplesso è il finale della partita di Foggia. Cioè dall'autogol del Foggia al fischio finale dell'arbitro, il Catania non ha mai dato la sensazione di essere lì per vincere la partita. Questo secondo me è il segnale più preoccupante anche rispetto al valore dell'avversario, cioè il Foggia. Bene. L'ultimo messaggio. L'ultimo messaggio: si deve dare un'opportunità a Caturano perché Forte è già al 100% e meglio di così scrivono che non riesca a fare. Caturano invece potrebbe essere il vero acquisto di gennaio. Caturano non poteva giocare ieri perché non era neppure indistinta. Caturano era reduce da un malanno stagionale, probabilmente sull'onda lunga di un altro piccolo problema che era stato precedentemente curato e risolto, quindi non è stata una settimana felicissima per Caturano. La speranza ovviamente per tutti quanti noi è che Caturano si riprenda. Per domenica mi danno insomma piena disponibilità. Allora c'è un messaggio che ho appena girato allo stato attuale. Allora vorrei andare da Giulia perché appena un messaggio, non so se riusciamo a leggerlo questo Padane, c'è un messaggio per te, guarda, che riguarda anche la nostra programmazione, penso un po'. Quello di Pippo 54. Pippo 54. Perché non fate una trasmissione di sola mezz'ora per Patanè e dopo lo tacciate per sempre perché è insopportabile? Ma no, noi lo vogliamo bene così in realtà. Salutiamo questo nostro telespettatore. Caro Pippo 54, ci devi anzi ringraziare che ti abbiamo portato la reincarnazione della Befana con un giorno d'anticipo. È chiaro, capito? Allora, ci siamo, sono le 22, ci dobbiamo fermare, fra poco torniamo di nuovo insieme per l'ultimo segmento di Corner. Allora, 13 minuti, ma saranno 13 minuti, vi garantisco, intensi. A partire da questo primo messaggio che leggo io, Giulia, tranquilla, perché al momento non riesci tu a recuperarlo. Ci chiede un telespettatore: ma scusate, non ho ancora capito quanti anni ha Michele. Prima abbiamo detto che aveva 60 anni quando è iniziata la trasmissione, 40 anni fa. Allora, ha soffiato un anno luce. Esatto. Ha un anno luce. Ha soffiato 100 candeline qualche lustro fa. Benissimo, allora, lo salutiamo Angelo Micali, adesso torniamo, partiamo con il mercato. Alessandro. Dai.
Iniziamo dalla focus che abbiamo già proposto nelle scorse puntate, in cui sono evidenziati gli obiettivi per ruolo del Catania, partendo ovviamente dal fatto nuovo rispetto alla nostra ultima puntata di Corner prima di Natale, cioè oggi ufficiale l'arrivo di Giovanni Bruzzaniti dal Pineto, operazione che abbiamo insomma anticipato largamente. Sì, 3 anni e mezzo di contratto, operazione da 500.000 euro con il 20% che va al Crotone sulla futura rivendita. Il ragazzo ieri non è andato in distinta per 2 ordini di considerazioni. Il primo, non aveva sostenuto neanche un allenamento con la nuova squadra, ma non aveva sostenuto neanche un allenamento con la prima squadra perché prima del trasferimento a Catania, nella penultima partita del Pineto, non era andato in campo perché aveva avuto un fastidio muscolare che insomma verrà valutato a partire da domani. Non è nulla di particolare, verrà valutato a partire da domani affinché se c'è via libera. Ci siamo posti con Carlo dopo l'intervista fatta a Pastore. Se c'è via libera chiaramente si allenerà regolarmente con il gruppo per averlo a disposizione per la partita contro la Cavese. Non avrebbero assolutamente, il ragazzo assolutamente è stato regolarmente sottoposto alle visite mediche. Questo a mio avviso è un colpo di mercato a effetto, perché il Catania prende un sostituto degno di Cicerelli, un 2000. Alessandro, abbiamo sentito. Ci sono dei messaggi che magari fra un poco passeranno perché sono tantissimi e quindi non riusciamo a farli girare tutti. Qualcuno ha dei dubbi sul fatto che Bruzzaniti possa essere il sostituto naturale di Cicerelli. La zona del campo è quella. A Pineto giocava in un attacco a 3 esterno a sinistra. Voglio dire, non cambia niente perché comunque è solo una questione di numeri, ma in pratica è la zona di campo dove ha agito fino all'infortunio Emanuele Cicerelli. Rispetto a Cicerelli, lasciatemi dire, tra virgolette, una cosa forte: questo ragazzo ha il tiro da fuori area. Questo è un ragazzo che ha una visione perimetrale della porta che prende quasi con una costanza veramente impressionante dai 20-25 metri. Un cecchino. È un cecchino, tira da fuori area a palla in movimento, tira le punizioni in maniera assolutamente pregevole, ci manca un giocatore, e poi ha il dribbling, quindi comunque per caratteristiche e per occupazione della zona di campo è sicuramente il sostituto di Cicerelli. Non è un caso che ha fatto finora 9 gol e ha 7 assist nel suo curriculum. Quest'anno, l'anno scorso ne ha fatti 15 con altrettanti assist. Pronti via, noi abbiamo un attaccante che ha fatto 0 gol. È più attaccante di Cicerelli. Esattamente. Esattamente. Il mio Madonia. Definizione perfetta quella di Carlo. Torniamo alla grafica che stavamo poc'anzi appunto illustrando per ribadire gli obiettivi in entrata che rimangono. Abbiamo tolto ovviamente il trequartista perché è arrivato Bruzzaniti. Rimangono nel mirino del Catania un difensore centrale, un centrocampista centrale ed eventualmente un esterno sinistro, eventualmente perché difensore centrale è ovviamente nella valutazione che Martic andrà via dal Catania, quindi partito Martic arriverà il nuovo difensore centrale. Il centrocampista centrale è colui che prenderà il posto dello sfortunato Salvatore Aloi, che purtroppo per quest'anno ha finito. E a proposito dei giocatori, sì, che Alessandro sembra che invece possano incredibilmente recuperare. La notizia riguarda per Cicerelli, sì, non soltanto per quello che ci ha detto ieri Pastore, ma anche per un'esplorazione che abbiamo fatto con addetti ai lavori che comunque stanno seguendo da esterni la situazione di Cicerelli. Effettivamente le indicazioni che provengono sono di un giocatore che ha assorbito molto bene. È in vantaggio rispetto all'iniziale tabella di marcia di 15 giorni. Okay. Pastore ieri si era un po' moderato parlando di una settimana, invece è ancora di più. Possiamo dire, se questa stima fosse poi rispettata, mentre il gol del Crotone è un gol incredibile, pazzesco, inferiorità numerica, Furno con una conclusione di destro a girare che è incredibile. 73esimo minuto, quindi a sorpresa. Ma cosa ha fatto il Crotone? Il Benevento in svantaggio in casa con il Crotone in 10.
Non solo. Ma lasciami dire, ha fatto un gol Zunno strepitoso all'Abruzzaniti, possiamo dirlo all'Abruzzaniti. Cosa ha fatto però Però il prima? Crotone ha tenuto palla per tanto tempo. Ma Marco Zunno non è nuovo a giocate di Controllo, si aggiusta il pallone con destro forte. e poi la botta a giro. Il giocatore è veramente forte, Marco Zunno, è stato anche al Messina in prestito alla Cremonese, ma è un giocatore in continua ascesa. Credo che gli esterni offensivi del Crotone, Maggio da una parte e Zunno dall'altra, siano tra i più forti in assoluto della categoria. Tanto è vero che tanti sono i corteggiatori di questi giocatori. Ambidestro, È stato. Maggio è della Reggiana, però è in prestito al Crotone, ma è della Reggiana il cartellino. Ma tanto è vero che l'allenatore. Zunno non so se è ancora della Cremonese, sta continuando a girare in prestito, o se del Crotone a titolo definitivo. Molti però a corteggiare, allenatore del Crotone che ha blindato totalmente la squadra prima di questa partita, dichiarazioni molto chiare, ha detto che il Crotone non è un supermercato. Ma non è finita, Angelo, ancora ci sono 25 minuti col Crotone in 10, quindi ancora più il recupero saranno 6-7 minuti, ventina di minuti. Torniamo sul mercato. Torniamo sul mercato perché ragazzi, sono 7 minuti da qui alla fine della trasmissione. Non si allunga. 7 minuti. Non allunghiamo. Assolutamente no. Allora, velocemente, la seconda slide sul calciomercato riguarda gli obiettivi diciamo per nome delle priorità che abbiamo esaminato prima. Rimane come obiettivo Mirko Miceli, che peraltro è in campo stasera a Cosenza, in Cosenza Monopoli, sta giocando da titolare. Qual è il problema? Lo abbiamo già evidenziato, il discorso è legato, il pareggio immediato del Benevento, ma annullato per fuorigioco. Il problema è legato al fatto che il Monopoli, per liberare Miceli, vuole una contropartita economica ritenuta elevata da parte del Catania, e quindi il Catania fa leva sulla volontà del giocatore di accettare la proposta del Catania, e quindi questa è una questione che ancora rimane aperta, e il Catania, per cautelarsi, ha messo gli occhi su un difensore di cui non faccio il nome perché è un nome che non è ancora stato accostato al Catania come obiettivo di mercato. A mio avviso un difensore più forte di Miceli, con tutto il rispetto per Miceli, un difensore che milita in Serie C, ed è una cosa che sta insomma andando avanti, e non è escluso che possa avere un'accelerata nelle prossime ore. Quindi Miceli sempre, diciamo, valutato con priorità dal Catania, ma nelle ultime ore il Catania ha messo gli occhi su un altro difensore. Per quanto riguarda il centrocampo, Giabua è l'obiettivo del Catania, lo abbiamo detto anche prima di Natale, giocatore al momento tesserato per l'Avellino, ma in prestito dall'Atalanta Under 23. Ci sono due aspetti che dobbiamo considerare. Allora, il Catania sta cercando intanto l'accordo con il giocatore su entità dell'ingaggio e durata del contratto, perché rispetto a una fase iniziale in cui le parti sembravano molto vicine, c'è stato l'inserimento di due squadre di Serie B, il Mantova e la Reggiana, che vorrebbero Giabua alla loro corte, e questo chiaramente ha destabilizzato i termini della trattativa per la parte economica dell'ingaggio del giocatore. Che chiaramente... Scusami Alessandro, confermata la posizione di fuorigioco, quindi Benevento 0, Crotone 1. Quindi il Catania ha rallentato per questi inserimenti i due squadre di Serie B, Mantova e Reggiana, e sta cercando di cucire la distanza che c'è sull'ingaggio, per poi passare alla casa madre, cioè l'Atalanta, per vedere la valutazione del cartellino, perché Catania vorrebbe questo giocatore acquisirlo a titolo definitivo. Se inoltre c'è un'altra circostanza che sottolineo: se il giocatore lasciasse anticipatamente l'Avellino dovrebbe corrispondere all'Atalanta una penale di 70.000 euro, e chiaramente l'Avellino non vuole sborsare questa somma e vuole che sia la squadra che prende il cartellino di Giabua ad accollarsi questo importo. Se questa trattativa non dovesse decollare, il Catania mantiene l'attenzione su Andrea Vallocchia della Ternana, che è un giocatore che risponde alle caratteristiche richieste da Mimmo Toscano, giocatore già trattato la scorsa estate dal Catania,
rimane l'attenzione anche su Luca Palmiero dell'Avellino e un altro nome che viene valutato è quello di Marco Armellino, sempre centrocampista dell'Avellino. C'era anche Carriero, ma Carriero è andata alla Salernitana. Allora Alessandro, chiudiamo qui la parentesi mercato, facciamo il prossimo avversario, magari dicendo quelle che sono le possibilità di recupero dei giocatori. Sì, in vista l'abbiamo anticipato oggi durante Anteprima Corner. Andiamo a vedere la scheda relativa alla Cavese: 21 punti, rendimento fuori casa, 2 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte, 12 gol fatti, 16 subiti. Il miglior marcatore è Orlando, esterno d'attacco mancino o comunque ambidestro, che è in un ottimo momento di forma, 6 reti. 6 reti complessive, il secondo miglior marcatore è Sorrentino, poi Macchi e Fusco. Nelle ultime trasferte la Cavese ha pareggiato a Foggia, ha perso a Caserta e ha perso a Cosenza. All'andata vinse il Catania 1-0, l'ultima formazione schierata da Prosperi è un 3-4-2-1, con Boffelli in porta, Luciani, Cionec e Loreto in difesa, Amerighi, Maiolo, Aua e Diarassuba a centrocampo, Orlando e Fella a sostegno della prima punta il giovane Fusco, che poi è stato sostituito da Ubaldi, che è stato il match winner della partita col Sorrento. Da sottolineare l'assenza per squalifica a Catania di Tiago Cionec, che era diffidato e ha preso l'ammonizione. Importante, perché lì assolutamente è il regista difensivo, l'uomo più esperto, e di Arrassuba, che è stato espulso contro il Sorrento. Da valutare anche le condizioni di Sorrentino, Macchi e Munari, che erano indisponibili nell'ultimo confronto col Sorrento. Giocatore, oltre a Orlando, da prendere assolutamente in considerazione Aua, il centrocampista di colore, giocatore veramente forte, mediano, che sa fare sia il costruttore che l'interdizione. Giocatore da seguire con massima attenzione domenica. Anche perché uno fisico molto strutturato, te lo ricordi Carlo, abbiamo commentato durante la partita. Si rivelò al calcio professionistico indossando la maglia del Rende tanti anni fa, poi ebbe una carriera anche di Serie B, insomma un giocatore interessante assolutamente. Per quanto riguarda la prospettiva recupero infortuni, Allegretto, che ha avuto, diciamo, qualche problema nel corso della partita con l'Atalanta prima della sosta, qualche problema muscolare, sembra recuperabile, anche perché manca Celli per squalifica, quindi serve un altro centrale di ruolo che può essere o Guaini o Allegretto o Martic, qualora appunto ci fosse un'emergenza, ma credo che comunque Allegretto, per quello che mi risulta, dovrebbe essere regolarmente disponibile. Caturano ok, Bruzzaniti ve l'abbiamo detto prima. Gherardi, rispetto alla tabella che ci portava a una possibilità di convocazione per la partita di Cava, è un po' in ritardo, probabilmente se ne parla per la partita successiva, la trasferta a Monopoli. Rientra dalla squalifica Lunetta e quindi abbiamo detto tutto. Permettetemi di concedere 30 secondi alla nostra Giulia con qualche messaggio da casa, perché non abbiamo avuto modo già siamo fuori tempo, dai. Scrivono: che coraggio ha l'allenatore del Crotone, ha inserito 2 attaccanti con il Crotone in 10. Giulia, in 10 prima del gol è entrato Piovanello e Murano, quindi cosa fa? Mette Angelo, 2 attaccanti. Non abbiamo il tempo di la gente interessa ragazzi, il Benevento perde 0-1 col Crotone, la partita ancora è lunga, gran partita, perché senza un uomo il gol del Benevento proprio in questo momento l'hai chiamato. Secondo me si può optare per il doppio attaccante con il modulo 3-4-1-2 con Rolfini accanto a Forte, la squadra ne giova. E ancora per Forte è troppo solo, non riempiamo mai l'area e non l'aggrediamo perché stiamo troppo indietro, da un ex allenatore. La verità, di Tacchi e Queini 2 ottimi intenditori, nessuno dei 2 sa fare bene la parte propositiva. Concludo con questo messaggio perché è finito il tempo, questa sera è Pata Corner. Gagliano, spegni il microfono a Patanè. Adesso ci organizziamo. Adesso ci organizziamo. Abbiamo finito, vediamo cosa fare. Il problema era entrato tanto Monopoli in vantaggio a Cosenza, gol di Fall. Ci sono risultati che stanno cambiando. Giulia, grazie. Ci fermiamo qui anche con te. Devo ringraziare Max Belotto. Grazie a voi, buona serata. Grazie anche a Carlo Breve. Grazie Angelo, buona serata a tutti. E grazie chiaramente ad Alessandro Vagliasindi. Buona serata. Ad Angelo Patanè. Grazie a te Angelo. Non abbiamo finito perché adesso scatta la differita in integrale, quindi sentirete Patanè. Se volete. Carlo Breve per potete cambiare canale. Il Integrale. microfono non si spegne ancora. Assolutamente no, del match che, insomma, di ieri. Però Angelo, scusami, stanno riguardando il gol.
tanto per dare... Per il pallone che può aver superato la... Non lo possono stabilire. Speriamo che questa... Sì, si può ricominciare, credo. È stato concesso il gol. E quindi si ricomincia a giocare. E 1-1 il risultato in questo momento tra Benevento e Crotone. 83esimo minuto. E in 10 uomini. Grazie, buonanotte, vi lascio la differita di Foggia Catania.